Le apparizioni delle anime del purgatorio a Clara Musch. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi della mistica domenicana Clara Musch, nata nel 1832 nei pressi di Lussemburgo, la quale condivise con Cristo anche i dolori della passione perché ricevette il dono delle sacre stimmate e Clara Musch ebbe delle esperienze mistiche veramente straordinarie, come quella ad esempio di poter dialogare con il proprio angelo custode e soprattutto quella di essere a colloquio con le anime del purgatorio. Ecco che chiaramente questa suora ha scritto, ha raccontato delle cose insomma che sono frutto della sua visione delle anime del purgatorio. Questi racconti la Suor Clara li ha fatti al suo confessore. Ella ha detto testualmente: spesso, padre, incontro anime del purgatorio che errano come pecorelle, altre stanno davanti alle porte delle chiese e implorano dai passanti aiuto e compassione, ma non di una persona ancora viva chieda questo permesso alla bontà celeste. Ma ciò avviene molto raramente e ben poche persone sanno per rivelazione superiore che delle anime del purgatorio stanno davanti alle chiese. Per lo più si tratta di anime che durante la vita furono troppo lente ad entrare in chiesa dove si celebrava la Santa Messa, o che la domenica si accontentavano di star fuori dalla chiesa durante il Santo Sacrificio e passavano il tempo in chiacchiere e risate. Oh, con quale raccoglimento e con quale ammirevole devozione assisterebbero di riparare alle loro colpe di trascuratezza. Durante il giudizio particolare, quando videro il volto del giudice, queste anime ebbero una conoscenza così profonda del valore e dell'utilità del mistero del santo sacrificio della messa, che ora darebbero tutto per potervi assistere solo una volta, ma non possono far nulla da se stesse e sono lasciate totalmente al loro destino. Parecchie di queste anime furono condannate a soffrire la loro parte in purgatorio di 50, 60, 70 o più di 100 anni davanti alla loro chiesa parrocchiale. Non sempre mi è riuscito di portar sollievo a tutte le anime che incontrai davanti alla chiesa, ma solo a quelle che, quanto alla messa, peccarono più per debolezza che per cattiveria ed abitudine. Il sollievo consiste nel fatto che, per l'amor del dolcissimo cuore di Gesù che è veramente presente nel tabernacolo, la misericordia divina permette loro di entrare nella casa del Signore e di godervi la pienezza delle care anime del purgatorio. Quindi potei conoscere visibilmente come la generosa benedizione di Dio si versava su di loro, mentre prima erano una vera immagine del dolore. Improvvisamente avveniva in loro una trasformazione completa, ogni aspetto di sofferenza svaniva ed una grazia ed un'amorevolezza celestiali si diffondevano sul loro volto. Quanto più queste anime potevano avvicinarsi all'amato Signore nel Santissimo Sacramento, tanto più evidente si rispecchiava sul loro volto lo stato di beatitudine. Anzi, molte furono talmente trasfigurate da avere un aspetto simile a quello della felicità suprema. Esse non sentivano più le sofferenze del purgatorio ed aspettavano con infinito desiderio il momento in cui il Signore le avrebbe ammesse alla gloria eterna del Padre ed avrebbe mostrato loro per l'eternità
il suo volto divino.